Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio nel comune di Monselice. Sono le 14:15 quando Luca Giacomin, 59 anni, di Este, sta percorrendo a bordo della sua Fiat Punto la strada regionale 10 Var. Si trova a pochi metri dall'ospedale di Schiavonia quando con la piccola utilitaria sbanda, finendo sulla carreggiata opposta dove sta sopraggiungendo un mezzo pesante, un camion addetto al trasporto dei rifiuti. Inevitabile e violento lo scontro frontale. L'auto finisce accartocciata sotto il mezzo pesante. Per Luca Giacomin, alla guida del veicolo, non ci sarà nulla da fare, nonostante gli immediati soccorsi prestati dai sanitari del SUM 118 sul posto con i vigili del fuoco e i carabinieri. Le indagini sono in corso. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. A disposizione del magistrato la salma dello sfortunato 59enne, la procura ha disposto il sequestro dei mezzi. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico rimasto bloccato nella zona durante le operazioni di soccorso.